Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Emergenza rifiuti, Schifani costretto a emettere una nuova ordinanza dopo il no dei commissari per permettere di parcheggiare l'immondizia indifferenziata di 200 comuni, Catania compresa, nella discarica di Lentini, che rimane comunque ferma. Individuate altre 2 aree per l'indifferenziato, istituzioni esasperate. Catania, Picanello, il mercato rionale montato in mezzo all'immondizia. Volantinaggio per sensibilizzare cittadini e operatori, ma le vecchie abitudini a ignorare regole e suggerimenti sono dure a morire. Brucia ancora da ieri pomeriggio la discarica di Mazzarà Sant'Andrea nel Messinese. Il sindaco Navarra non ha dubbi, il rogo è di origine dolosa. L'ex Blutech di Termini Imerese passa al gruppo Pelligra. Mentre andiamo in onda, l'incontro con i sindacati a Palermo. Vogliamo tutelare tutti i posti di lavoro. È la preoccupazione della FIOM nazionale. Prime azioni giudiziarie di Federconsumatori nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane per fare avere agli automobilisti rimborso parziale del pedaggio sull'A18. A Catania, Camera di Consiglio nel Tribunale del Riesame, l'avete visto poco fa, per l'inchiesta Pandora. L'ex vicepresidente della Regione San Martino è indagato per 2 presunti casi di corruzione. Il suo legale ha presentato appello ribadendo la totale estraneità del suo assistito. Sotto Hacky Talk dal 3 luglio, ogni mercoledì alle 23 su Antenna Sicilia, il sabato e la domenica alle 18 su Telecolor, eccolo qua, Edoardo Saitta. 30 minuti di giochi e conversazioni con i protagonisti del mondo dello spettacolo. Calcio è il giorno di Dionisi a Palermo. Nel pomeriggio la presentazione del neotecnico rosanero. Catania, ufficiali le date del ritiro. Si svolgerà dal 15 luglio al 3 agosto ad Assisi. Bentrovati, riparte la raccolta nei comuni della Sicilia orientale, ma nella discarica di Lentini i rifiuti vengono solo parcheggiati senza essere trattati. Individuate con l'ordinanza bis di Schifani altre 2 aree per l'indifferenziato. Manlio Viola. Riparte la raccolta dei rifiuti in quasi 200 comuni della Sicilia centro-orientale, andati in emergenza con la chiusura della discarica di Lentini. È stata necessaria una seconda ordinanza da parte del presidente Schifani per far ripartire la raccolta. Da ieri sera i camion conferiscono in 2 piazzali individuati per l'abbancamento dei rifiuti indifferenziati. Queste aree consentiranno di conferire per circa 20 giorni. Al tempo stesso vengono svuotate le biocelle che serviranno ad ospitare quella parte di rifiuti che sarebbe a rischio incendio o produzione di percolato con il caldo. In questo modo sono state superate le obiezioni dei commissari giudiziari della discarica. Ieri il mancato avvio della raccolta aveva mandato su tutte le furie il governatore. Una giornata convulsa di interlocuzioni fra Palermo e Catania con i commissari a colloquio col magistrato di sorveglianza e poi vertici su vertici fino a quello risolutivo in prefettura. L'ordinanza è stata così modificata solo per un aspetto tecnico e questo ha permesso di far ripartire il sistema. La coda di mezzi che devono scaricare è comunque lunga e serviranno giorni per tornare alla normalità della raccolta. In questi 20 giorni di abbancamento inoltre bisognerà correre per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all'impianto TMB della Oikos, senza il quale non è possibile trattare i rifiuti. Serve un visto di impatto ambientale della città metropolitana di Catania e uno della regione. Ieri sopralluogo dell'ARPA, l'Agenzia per l'Ambiente, ci sarà tanto lavoro da fare prima che tutto torni veramente in regola. L'emergenza è tamponata ma non superata. A Catania rifiuti e anarchia. A Picanello il mercato rionale montato nell'immondizia. Volantinaggio per sensibilizzare cittadini e operatori, ma le vecchie abitudini a ignorare le regole e i suggerimenti sono dure a morire. Tonino De Mana. Ieri San Giorgio, oggi Picanello, sedi di storici mercati rionali e storiche criticità, come quelle di non differenziare la spazzatura con vecchie abitudini dure a morire. Da queste parti gli appelli di Trentino cadono inesorabilmente nel vuoto, rendendo vano lo sforzo dell'amministrazione comunale. Si apre la tenda e cosa succede? Ecco cosa succede. La bella vista
ogni settimana c'è questo casino. È difficile anche per noi documentare che dietro alle bancarelle dove si vendono generi alimentari si trovino montagne di immondizia. Da un lato formaggi e salumi, dall'altro il pesce. Tra i due camion parcheggiati, guardate cosa si trova alle mie spalle. Alzo il telone rosso e dietro una maxi discarica di rifiuti. Generoso l'intervento del presidente della seconda municipalità Carnazza, che su indicazione del sindaco Trantino ha girato in lungo ed in largo tra gli operatori per distribuire sacchetti e volantini. Come fai a dire non montare quando hanno già fatto la spesa nei mercati ittici o agroalimentari? Formaggi e spazzatura non vanno d'accordo. Nonostante i tanti incivili, c'è voglia però di cambiare rotta. Io so come si fa la raccolta differenziata, poiché abitando a Pedara, ma penso che Catania, essendo città, prima o poi riusciranno anche i catanesi a imparare a fare la raccolta differenziata. Io sono sicuro e fiducioso. Dobbiamo differenziare tutti e vogliamo Catania più pulita. All'esterno del mercato, sempre a Picanello, altre 2 cartoline di ordinario degrado. Mobili, porte, divani in strada e montagne di spazzatura all'altezza della fermata AMT in via Duca degli Abruzzi. In quest'ultimo caso, il passaggio del bus 530 rappresenterebbe l'unica salvezza. I vigili del fuoco di Messina sono impegnati da ieri pomeriggio per il vastissimo incendio sviluppatosi alla discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Il sindaco del centro tirrenico denuncia ci sono almeno 2 inneschi. Il rogo, dunque, è doloso. Francesco Triolo. Continua a bruciare dal primo pomeriggio di ieri la discarica di Mazzarrà Sant'Andrea. Nel Messinese le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte, ma il tentativo di creare una zona tagliafuoco intervenendo con pale meccaniche e ruspe non è andato in porto perché troppo pericoloso. Incendio sicuramente di natura dolosa e che ha avuto origine in almeno 2 o 3 punti diversi adiacenti alla discarica stessa. L'incendio ha già interessato parte della discarica, si sta lavorando per far sì che non interessi la parte sommitale della discarica. L'ARPA ha piazzato un rilevatore per monitorare la qualità dell'aria nel comune di Termini Immediatore verso cui si dirigeva il fumo. Oggi sono 5 le squadre dei vigili del fuoco al lavoro ed è stato necessario l'intervento dei Canadair. Le difficoltà sono tantissime perché il fumo sta coprendo parte della discarica. A tal proposito invito i cittadini di Mazzarrà Sant'Andrea, del comune di Furnere e del comune di Termini Immediatore di stare chiusi in casa perché i fumi, a causa del vento che ha un andamento variabile, si spostano nei vari comuni e ovviamente sono fumi tossici, perché sono fumi che vengono prodotti dalla combustione dei rifiuti e del telo che copre la discarica. I carabinieri di Misilmeri hanno denunciato 3 palermitani per ricettazione. Sono stati sorpresi in un appezzamento di terreno a Croceverde Giardini, vicino a Palermo, con matasse di rame che stavano per essere ripulite dalle guaine. I 3 hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e identificati. Il peso dei cavi di rame è di 1000 kg. L'ex Bluetech di Termini Imerese passa al gruppo Pelligra. Mentre andiamo in onda all'incontro con i sindacati a Palermo, vogliamo tutelare tutti i posti di lavoro, è la preoccupazione della FIOM nazionale. Marco Gullà. Per l'ex Bluetech di Termini Imerese quella di oggi è una giornata cruciale. In questo momento all'assessorato al lavoro di Palermo sta per essere formalizzato, nel corso di una riunione, il passaggio dell'ex Bluetech al gruppo Pelligra. All'incontro sono presenti i commissari straordinari dell'ex Bluetech, il gruppo Pelligra e i rappresentanti di FIOM e UILM. È l'inizio di un percorso, ha detto Samuele Lodi della segreteria della FIOM nazionale. Per quanto ci riguarda dovranno essere garantiti tutti i lavoratori attraverso un piano industriale strutturale, così come previsto dal bando. Garanzie sia per i lavoratori che saranno impegnati nella nuova realtà, sia per i lavoratori che si trovano nelle condizioni di poter essere accompagnati fino alla pensione. L'obiettivo quindi dei sindacati è appunto quello di garantire tutti i lavoratori dell'ex Bluetech, ma anche ex Fiat di Termini Imerese, in cassa integrazione da oltre 11 anni.
Disagi sulla A18, Federconsumatori ha dato avvio alle prime azioni giudiziarie nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane per far avere agli automobilisti il rimborso parziale del pedaggio. Presentate le prime richieste al giudice di pace Emanuela Corsi. Le pessime condizioni della A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo sono ormai diventate croniche negli anni, in passato per la scarsa manutenzione, ora per i troppi cantieri aperti che causano rallentamenti e disservizi a danno degli utenti, soprattutto dei pendolari. Queste condizioni, secondo Federconsumatori Messina, non giustificano quindi il pagamento del pedaggio nella misura applicata dal CAS, Consorzio per le Autostrade Siciliane, che gestisce le due infrastrutture. Pertanto gli automobilisti hanno diritto ad un rimborso. Noi raccogliamo le domande degli utenti che si rivolgono a noi come Federconsumatori Messina, quindi facciamo dei giudizi davanti al giudice di pace, perché sono i giudizi più rapidi rispetto ai giudizi davanti al tribunale, per ottenere appunto quello che dicevo prima, cioè un rimborso almeno parziale del pedaggio pagato negli ultimi 10 anni. Noi dobbiamo considerare che gli utenti utilizzano l'autostrada proprio per avere una percorribilità più rapida. Se questo vantaggio non esiste perché le condizioni dell'autostrada non consentono una percorribilità ordinaria, è chiaro che il pedaggio non corrisponde alla qualità dei servizi e quindi va rimborsato almeno parzialmente. Autostrade per l'Italia, che gestisce in concessione da nord a sud circa 3.000 km di rete, da qualche anno ha attivato una modalità di rimborso automatico al casello per gli utenti in caso di disservizi. Nel caso in cui un tratto autostradale è interessato da lavori che ne limitano la percorribilità ordinaria, all'uscita dal tratto autostradale il pedaggio viene automaticamente ridotto. E in Sicilia? Il Consorzio Autostrade non è in condizione, come ha dimostrato anche in sede di audizione all'antitrust, di attivare questa forma di rimborso automatico che ha attivato invece l'Autostrade per l'Italia, per cui gli utenti non resta che agire davanti all'autorità giudiziaria per ottenere il giusto riconoscimento. L'antitrust intanto lo scorso anno ha multato il CAS per 500.000 euro per i forti disagi recati agli automobilisti siciliani dai numerosi e lunghissimi cantieri sulle autostrade A20 e A18 tra aprile e settembre 2021. Camera di Consiglio al Tribunale del Riesame di Catania per gli indagati dell'inchiesta Pandora, che ha coinvolto il comune di Tremestieri e Tneo. In 29 hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Fra loro l'ex vicepresidente della Regione San Martino è indagato per 2 presunti casi di corruzione. Il suo legale, l'avvocato Peluso, ha presentato appello, ribadendo la totale estraneità del suo assistito. Luca Ciliberti. Avvocato Peluso, avete ribadito in sostanza tutta la vostra linea difensiva? Assolutamente sì, abbiamo ribadito sia la impossibilità di tenere sussistente un concorso di Luca San Martino in eventuali accordi corruttivi presi da terzi, abbiamo ribadito come le attività del Comune di Tremestieri e Tneo siano state attività vincolate, dovute e non discrezionali, per cui qualunque cosa che è stata posta in essere nella vicenda delle farmacie è frutto di un percorso tecnico corretto ed esatto. Sulle intercettazioni? E sulle intercettazioni abbiamo evidenziato come le intercettazioni mettono in maniera molto chiara la posizione di San Martino come colui che ha soltanto veicolato un contatto tra il sindaco Rando o altri esponenti del Comune di Tremestieri e Tneo con alcuni funzionari regionali, i quali si sono comportati secondo scienza e coscienza nella maniera più corretta e più esatta possibile. Una sola certezza abbiamo detto ai giudici e la diciamo dire a tutti: noi celebreremo questo processo avendo la certezza di argomenti che portano all'assoluzione dell'imputato, quindi qualunque sia il risultato di questa fase cautelare, una certezza assoluta che Luca San Martino si sottoporrà a un processo nell'attesa di una certa assoluzione. Ha indagata per omicidio stradale e lesioni personali la giovane di 23 anni alla guida dell'auto che è finita all'alba di domenica contro il guardrail sulla Palermo-Sciacca all'altezza di Giacalone. Nell'incidente ha perso la vita il figlioletto di 16 mesi e la zia, anche ventenne, del bimbo. La giovane mamma viene accusata di essersi messa alla guida con un tasso alcolemico quasi 3 volte il limite della legge. L'azienda sanitaria di Agrigento ha attivato le centrali operative territoriali. Sono strutture che hanno l'obiettivo di assicurare continuità, accessibilità e integrazione della cura e dell'assistenza. Davide Sardo.
L'obiettivo è la continuità assistenziale e territoriale, ovvero una veloce pista di collegamento tra le strutture sanitarie pubbliche e i servizi territoriali e domiciliari. Anche gli ospedali agrigentini sono dotati delle COT, le centrali operative territoriali, all'insegna di una stretta ed efficace sinergia tra pronto soccorso, ospedali e medicina di base, ovvero la cura extraospedaliera. Un cittadino che è ricoverato in ortopedia con una frattura di femore, subito dopo può poter godere dell'assistenza domiciliare, di riabilitazione domiciliare, oppure essere ricoverato presso strutture di riabilitazione convenzionate con la nostra azienda. Benissimo, tutto questo viene guidato attraverso le COT. Nel corso della conferenza di presentazione è stato attivato un collegamento telematico con le sedi COT di Agrigento, Licata, Ribera e Canicattì per il taglio del nastro in contemporanea, sancendo l'avvio coordinato delle strutture nel territorio. Le doglie, la chiamata al 118 e il lieto fine, una donna di Barrafranca ha partorito una bimba in ambulanza all'inizio del tragitto verso l'ospedale di Enna. È accaduto questa mattina poco dopo le 9:30, entrambe stanno bene, benvenuta alla piccola. Preoccupa l'ascesa dello Spice, la nuova pericolosissima droga utilizzata dai giovani con effetti devastanti, aggressività, allucinazioni, ischemia e pure attacchi di cuore. Il suo utilizzo equivale, dicono i medici esperti, a fumare 4.000 spinelli. Desiree Ferlito. C'è anche lo Spice nel giro di droga scoperto dalla Procura di Messina, che ha arrestato 112 persone, un giro da 500.000 euro al mese. Perché queste sostanze vanno in voga? Perché vengono sostanzialmente vendute anche attraverso il mercato nero del dark web e attraverso internet sotto forma di innocue sostanze, perché in genere vengono prese delle foglie essiccate inerte di tipo vegetale e vengono imbevute o vengono contaminate con queste sostanze. Ma cos'è la nuova droga scoperta dai giovani e perché fa così paura? In arrivo dai Paesi Bassi, lo Spice è un miscuglio di erbe essiccate che produce effetti simili a quelli della marijuana, ma in realtà ben più gravi per la salute. È l'aggiunta di sostanze chimiche a renderla diversa e la sua assunzione può far stare molto male. Aggressività, vomito, agitazione, confusione e allucinazioni, ma anche pressione alta, ischemia e nei casi più gravi attacco di cuore. A preoccupare la grande diffusione di questa sostanza tra i giovani. La Spice infatti si piazza ormai in seconda posizione dopo la cannabis, ma il suo utilizzo equivale a fumare 4.000 spinelli in una volta. Ad allarmare inoltre l'età dei giovani che assumono questi stupefacenti. Secondo i dati del 2023, quasi 1 milione di ragazzi tra i 15 e i 19 anni, il 39% della popolazione studentesca, ovvero 4 studenti su 10 assumono almeno una volta una sostanza psicoattiva illegale. Spettacolo dal 3 luglio, ogni mercoledì alle 23 su Antenna Sicilia e sabato e domenica alle 18 su Telecolor, Sotto a Chi Talk. 30 minuti di giochi e conversazioni con ospiti del mondo del teatro, della TV, del cinema, della musica, che raccontano il loro lato più autentico e privato. A condurlo Edoardo Saitta, che a Buongiorno Sicilia ci ha dato qualche anticipazione. Sotto a Chi Talk, vabbè, è un gioco di parole che chiaramente è facilmente intuibile. Noi batteremo abbiamo battuto la prima puntata, il primo chuck, per usare un termine, come dire, cinematografico, sì, cinematografico, con Gino Astorina. Ma poi ci saranno tanti ospiti, tanti begli ospiti. Questo ci dà l'idea, questo Sotto a Chi Talk, che ne so, di un pub, a me personalmente, come se fosse un luogo di incontro. Sì, perché come dire, l'intimità con il quale si svolge la trasmissione, la conversazione, poi alla fine si gioca anche, a Guglielmo Tell, tu lo sai cosa è Guglielmo Tell? La lamela com'è? La mela ce la inventiamo, una volta abbiamo messo un bicchiere con una pallina sopra e poi un arco, ovviamente non con le frecce vere. Prima avevamo messo le frecce vere, poi quando abbiamo dovuto cambiare chi teneva la pallina, abbiamo dovuto mettere quelle finte, Ecco, questo è uno dei giochi, no? Io ti faccio solo delle premesse all'inizio della trasmissione e ti dico che tu hai diritto ad una sola bugia. E poi te la giochi alla fine con questo a Guglielmo Tello, con gli altri giochi che ci sono, e se vinco io me la dici, se no muore con te.
Dal 3 luglio con Edoardo Seitta. Tra poco, dopo la nostra breve pausa per il calciomercato, i primi movimenti delle siciliane. State con noi. Eccoci al calcio. A Palermo oggi presentazione del neo allenatore Alessio Dionisi. Sul mercato occhi sempre su Van de Putte. Catania ufficiali, date, ritiro e località. Messina tutto fermo. Marco Gullà. Oggi è il giorno di Alessio Dionisi, il neo allenatore del Palermo. Oggi pomeriggio sarà presentato alla stampa. Sul mercato, intanto, Palermo e Catanzaro sembrano intenzionati a fare affari insieme e il nome più invitante che i rosa cercano di ottenere con forza è sempre quello di Jari Van de Putte. La trattativa con il re degli assist in Serie B avrebbe però subito un rallentamento, nulla di preoccupante, ma i calabresi vogliono avere le idee chiare su chi siederà in panchina. Inoltre per Van de Putte sono richiesti più di 3 milioni di euro e non saranno accettate contropartite. Occhio però all'inserimento recente dell'Udinese. Fulignati è sempre un obiettivo del Palermo e anche qui il Catanzaro preferirebbe monetizzare, ma il profilo di Piacelli piace. Serie C. Il Catania riparte da Assisi, già conosciuta da tempo. La sede del ritiro è stata ufficializzata, così come la data. Confermato il trasferimento in Umbria il 14 luglio, primo allenamento il 15 allo Stadio degli Ulivi. Dall'11, prima di arrivare in Umbria, le visite mediche in sede. Il ritiro si concluderà il 3 agosto prima dell'esordio nella Coppa Italia Maggiore con la Carrarese. Il DS Faggiano vuole arrivare al ritiro con la squadra fatta al 60-70%, ma tante trattative sono già state intavolate. D'Andrea in attacco, Capomaggio e Carpani a centrocampo. Il lavoro più importante per il club al momento è quello di trovare sistemazione per alcuni giocatori in rosa che non fanno più parte del progetto. Messina in questo momento tutto fermo. Saverio Provenzano, che dovrebbe essere il direttore generale in pectore, sembra abbia fatto un passo indietro proprio per questa mancanza di chiarezza. Per il nome di direttore sportivo si parlava di Umberto Calaiò, Pellegrino e Agatino Chiavaro, prossimi giorni comunque decisivi. Trapani vicino ai primi due acquisti, il primo nome è quello di Andrea Seculin, portiere classe 90, che saluterà il Modena dopo 2 stagioni e 17 presenze nell'ultima annata in Serie B. Il secondo nome invece è quello di King Udo, attaccante classe 97, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Gubbio. Ancora calcio. Catania Football Club e Paternò hanno raggiunto un'intesa per un progetto pluriennale di collaborazione. L'accordo è stato siglato, guardate la foto, dal vicepresidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e Ivan Mattamuto. Eccoli di nuovo insieme ancora. Nei primi 3 anni la partnership riguarderà una piattaforma tecnica, ma anche il marketing e gli eventi. Spiace constatarlo, l'emergenza rifiuti nella quale è piombata mezza Sicilia è il risultato dell'assenza di coordinamento e pianificazione delle nostre istituzioni. Primo, come si fa a dichiarare di colpo chiusa da parte dei commissari giudiziari la discarica di Lentini che serve 200 comuni, Catania compresa, perché è inadeguata, perché mancano le autorizzazioni per la sicurezza dell'ambiente, senza che le strutture pubbliche abbiano potuto organizzare prima dei piani di emergenza? Secondo, come si fa a insistere? A Lentini l'indifferenziata non deve arrivare comunque, nemmeno per parcheggiarla per una ventina di giorni, perché no e basta, mandando su tutte le furie il governatore Schifani, costretto a emettere un'ordinanza appresso all'altra, regolarmente disattese. Terzo, cosa può capitare a Catania, dove comincia a muovere dalla periferia verso il centro il fiume di immondizia abbandonata in strada? Malgrado il generoso appello del sindaco, fate la differenziata, ma dove pesano le vecchie abitudini a ignorare regole e suggerimenti. Mentre già si appiccano i fuochi in discarica, come a Mazzarà Sant'Andrea, non c'è dubbio che i nodi siano arrivati al pettine. Programmazione, compresi i termovalorizzatori, mobilitazione di tutte le istituzioni preposte, dovrebbero avvenire molto prima di ogni crisi. E questa capacità di coordinamento, di pianificazione, anticipando i guai che bussano ogni volta alle porte, spiace constatarlo, manca. Ci fermiamo qui, torneremo alle 20. Grazie e buon pomeriggio.